Vigna Verde, oggi siamo a Borore, abbiamo cambiato azienda, abbiamo raggiunto quella di Valerio Bissiri, un'azienda ovina. Valerio, con lei si è completato un progetto, un sogno quasi. Esatto, certo, perché questa azienda è nata negli anni 60 con mio padre e mio nonno materno, quindi hanno comprato una parte della superficie territoriale che adesso esiste e io oggi, dopo 60 anni, in un certo senso ho completato il loro progetto. Tanto tempo ci è voluto, però c'è stata tanta soddisfazione adesso. Vedo che c'è soddisfazione e passione, ma credo che ci sia un sacrificio quotidiano. Certo, la passione deve essere al primo posto, quindi l'aspetto obiettivo ci deve essere, poi subentra quello proprio lavorativo, professionale, che deve essere impeccabile e con molta precisione per fare questo lavoro. All'altro un'azienda tenuta pulita, questo è importante per rispettare sia il benessere animale, ma quello poi della Certo, il benessere animale deve andare di pari passo con il benessere dell'allevatore. Cioè, costruendo queste strutture ho pensato, sì, loro dormiranno bene durante l'inverno, però sto bene anch'io, perché io quando vado a dormire sono tranquillo, sereno, ed è questo quello che voglio realizzare, la serenità mia. Sì. Il latte dove lo conferisci? Il latte lo conferisco a un mini caseificio. Ho voluto premiare questo ragazzo perché sta iniziando in un certo senso, però lo vedo molto motivato e quindi ottimista. E allora, oltre, insomma, non è che si discosta poi più di tanto rispetto alla cooperativa, all'industriale, però ho voluto valutare questo aspetto, questo ottimismo, questa grinta, questa voglia di fare. Mi dà soddisfazione questa cosa qui. Valerio, complimenti davvero. Grazie Emanuele, grazie. E adesso andiamo a scoprire insieme questa importante iniziativa, il Comune di Borore che aderisce al Giro d'Italia Solidale per il pecorino. Approfondiamo. Ma noi ci siamo subito attivati quando abbiamo sentito l'iniziativa di Coldiretti Sardegna e quindi come amministrazione, diciamo, di Borore abbiamo subito colto l'occasione. Ci siamo fatti avanti, acquisteremo anche noi 3 forme di pecorino romano, verrà destinato molto probabilmente a persone con dei problemi e una parte anche in qualche attività di carattere, diciamo, sociale. Quindi invitiamo gli altri comuni della zona, l'Unione dei Comuni, ad aderire, a partecipare pure loro, perché lo scopo è uno scopo sociale per tutti. Simone, volevo evitare che lei piangesse, ma le condizioni purtroppo non ci sono. Abbiamo visto il colore delle campagne, abbiamo visto quanta difficoltà abbiate nelle aziende ad avere qualcosa da dare da mangiare al vostro bestiame, il prezzo del latte che è rimasto quello che si temeva all'inizio della stagione. Come se ne esce per uno come lei che ha un'impresa agricola, che ha un allevamento, che deve mungere tutti i giorni, come ne esce? Sicuramente non piangendo, Emanuele, perché non vogliamo piangere, siamo arrabbiati, parecchio arrabbiati, perché ci sono tutti i presupposti perché le nostre aziende chiudono. Abbiamo una remunerazione dei prodotti da fame, che non ti paga dei costi di produzione, una siccità che ha messo in ginocchio praticamente tutte le aziende con un aumento di costi che non stanno in cielo né in terra, i foraggi non si trovano, quando si trovano a prezzi altissimi, ci sono tutti i presupposti e le condizioni perché le aziende chiudano. Noi, come ho detto, non vogliamo piangere, il nostro è un grido rabbioso che dice alla politica in generale, partendo dal Consiglio regionale, all'assessore, al Presidente della Regione, quelle che sono le nostre condizioni sono disperate. Io l'altro giorno ho voluto dire che noi stiamo vivendo il terremoto dell'agricoltura sarda. Veramente, oggi un politico che ha un briciolo di coscienza e un minimo di capacità deve intervenire immediatamente, perché l'alternativa è quella che abbiamo già visto altre volte. Quando gli allevatori, gli agricoltori sono disperati, scendono in piazza per reclamare ciò che gli è dovuto, ciò che gli spetta, per reclamare che chi deve risolvere il problema in termini risolva. Concreti, Simone, la politica sarda in particolare cosa può fare in questo momento? Velocizzare il pagamento di quanto dovuto? Allora, ci sono tante cose che si possono fare. Stato di calamità naturale. L'ordinarietà non basta più. Ok, noi già da mesi hanno messo a disposizione 14 milioni di euro per cercare di dare una risposta al crollo del prezzo del latte e sono fermi lì. Non mi sembra un'operazione intelligente. Poi che colpa sia dell'UILOS piuttosto che della regione, piuttosto che di un altro, all'allevatore non interessa in questa situazione. Oggi c'è bisogno di interventi non solo ordinari, come stai dicendo, cioè far arrivare subito i premi dovuti, ma abbiamo bisogno veramente di interventi straordinari. Aziende che sono strutturate
andranno in difficoltà. Le aziende che hanno mutui o piuttosto hanno terreni in affitto chiudono. Non c'è, se non si capisce questo, non si è capito niente della Sardegna e di quello che potrebbe essere il futuro della Sardegna. Senza l'agricoltura oggi la Sardegna avrà il doppio o il triplo dei disoccupati. Io voglio capire cosa dovranno fare queste persone. Simone, in bocca al lupo per questa lunga estate, grazie. Torniamo insieme al Museo del Pane di Borore. Stiamo cercando di conservare la tradizione della panificazione artistica che appunto i vari paesi, ma in particolare Borore, faceva in occasione di varie festività. Il nostro scopo è quello di conservare intatta la forma e la simbologia che quei pani hanno sempre rappresentato. Noi ci siamo resi conto che confrontando i nostri modelli di pani artistici con altri che ci sono nel museo recuperati da altri paesi, più o meno la simbologia è sempre la stessa, cioè si fa riferimento alla natura, ai simboli della natura, ai fiori, ai semi, agli uccelli, oppure diciamo altri pani che che sono rappresentati a forma di S. Perché? Perché rappresenta la simbologia della biscia. La biscia è l'animale simbolo dell'acqua, quindi elemento vitale per la natura. Ecco, noi e anche gli altri paesi si rifanno come modelli a questi simboli qua. Allora raggiungiamo la chiesa campestre di San Lussorio nelle campagne di Borore. Andrea, grazie per questa bella testimonianza e grazie agli amici che tengono alte le tradizioni popolari di Borore indossando l'abito della tradizione e grazie al giovane Francesco Mannu con il suo organetto. Continua Francesco. Mario la conosciamo direttamente, prima ci ha anticipato che avremo anche la pecora in cappotto. Qui invece cosa stiamo preparando? Stiamo preparando il sugo per i ravioli. Quindi Ravioli di ricotta. Quindi anche ravioli, questo pranzo anche a ravioli Borore. Come sugo semplice questo, Mario? Semplice, abbiamo messo solo un po' di erbe aromatiche. Ok, quindi olio extravergine, pomodoro buono. Sì. Quindi... cipolla, carota e quanto serve. Benissimo. Grazie. Lussorio, col maialetto in umido ci siamo? Sì. Sembrava un bel piatto. Sì, no? vero? Poi bisognerà mangiarlo. apprezzare. Qui cosa abbiamo, Lussorio? Qua abbiamo sempre derivati dalla trasformazione del formaggio, che è la ricotta salata e la ricotta dolce. E invece questa vaschetta abbiamo sul giurgiu. Questi li proponete come antipasti? Sì, antipasti, niente altri antipasti, come antipasti sempre. Questi prodotti arrivano dalla caseificio Daga che abbiamo conosciuto in apertura di trasmissione. Ricoinvolgiamo Paolo, anzi conosciamo Paolo e poi ricoinvolgiamo Salvatore. Eccoli. Sì, mio padre già dall'inizio ha puntato sulla diversificazione dei prodotti, variando di tante tipologie di formaggi, partendo dal fiore sardo alla cacciotta, al formaggio di lunga stagionatura e poi i formaggi a lunga stagionatura variano di 3 tipologie, di piccola, media e grande pesatura. In azienda produciamo anche un primo sale dalla forma molto simpatica dove lo immettiamo nel mercato continentale in Italia. Mentre invece abbiamo il canestrato è molto simpatico per tutto il territorio sardo e abbiamo il grana. Il grana con una lunga stagionatura e molto meticolosa, cerchiamo di metterlo su tutto il territorio italiano ma anche nel continente europeo. Con lei, Tore, vediamo le prossime scadenze e le difficoltà legate anche al sistema informatico nazionale. Sì. Appunto fra una decina di giorni ci sarà la scadenza della presentazione della domanda unica e delle varie domande del PSR. Quest'anno grandi problemi per appunto la presentazione, il sistema informatico agricolo nazionale non ha funzionato come speravamo che funzionasse, quindi molto a rilento, però ce la stiamo mettendo tutta. Noi operatori dei centri assistenza agricola ci stiamo dando al massimo per non far perdere niente alle nostre aziende. Buon lavoro, dottor Cambula. Grazie. Mauro, buongiorno. Buongiorno, In Manuel. realtà Lussorio ce l'aveva detto che il maialetto non sarebbe stato solo in umido,
col vino bianco. Cos'è meglio secondo lei? È un bel Ma io derby, preferisco l'arrosto un po' di tutto. Preferisce l'arrosto. E non c'è solo maialetto? No, c'è anche l'agnello. Lei è un lavoratore, questa Sì, roba sì, è sua. sì, no? sì, sì. Quanto è sacrificio, soprattutto in questo caldo? È sacrificio prima allevarli e poi cucinarli, è molto sacrificio. Lei sta lavorando da solo, tra l'altro. Sì, no? sì. Ci sono un sacco di spettatori, però Sembra così. commensali, potenziali, anzi sicuri, però poi puoi apprezzare il suo lavoro. Ti fa piacere quando lo cucini, dai. Assolutamente, è una soddisfazione davvero. Certo. Complimenti Mauro e Grazie. grazie. Andiamo a Grazie a conoscere voi. ora il tradizionale carro bororese. Prima abbiamo visto addirittura l'aggiogamento dei buoi. Sentiamo questa bella storia. Questo è un tipico carro agricolo bororese. È un carro che veniva, diciamo, costruito da delle famiglie storiche qua a Borore che avevano delle botteghe artigianali. Rispetto agli altri carri che venivano costruiti nella zona presenta delle sue peculiarità, innanzitutto ha delle dimensioni maggiori e poi soprattutto per quanto riguarda la ruota. Infatti non si tratta di una ruota a raggi come negli altri paesi, ma si tratta di una ruota piena e questa caratteristica conferiva una maggiore robustezza al carro stesso. Buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno. E buongiorno a Don Maurizio, parroco e viceparroco. Tra l'altro lui, Don Salvatore, è bororese. Bororese. Mentre lei è di Sedilo, anche se ha girato un po' il mondo e soprattutto il Sud America. Questa chiesa campestre dedicata a San Lussorio, così legato alla fede dei Sì, è la festa dei bororesi. principale dei Borore, perché secondo la tradizione è morto il 21 agosto del 304 durante la grande persecuzione di Diocleziano ed è morto a Fordongianus, però è arrivata anche qui la tradizione di questo santo sardo che poi era nato a Cagliari, quindi un soldato romano convertito al cristianesimo e morto come martire. Tra l'altro, Don Salvatore, una particolarità, voi in parrocchia, nella parrocchiale, ospitate alcuni dipinti che erano in questa chiesa. Difatti è vuoto. E rappresentano San Lussorio nel momento del martirio praticamente. Ed è una particolarità perché sono i primi dipinti del 1600 in costume sardo. E quindi anche per conservarli li abbiamo tolti, metteremo delle copie chiaramente qui in questa chiesa. Don Salvatore, grazie. Ci sono tanti bororesi che ci aspettano per questo finale. Don Maurizio. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Momento dei saluti, andiamo a conoscere altri due amministratori. Mario. Salve. Alessandro. Abbiamo conosciuto i formaggi di Daga, ritroviamo Franco tra l'altro e il resto della famiglia. Abbiamo visto il Museo del Pane, quindi qui grande tradizione, anche per i dolci, Alessandro. Assolutamente. Questi che li ha preparati? Allora, questi dolci qui abbiamo i dolci di Maria Antonietta Moroni, invece da questa parte abbiamo i dolci di Serenella Spensatello, che sono le nostre due produttrici di dolci molto brave. Tra l'altro ringraziamo anche la famiglia che ha preparato questa splendida torta dedicata a Sardegna Verde.